Un colpo da 45.000 euro, un'azione fulminea andata a segno in pochi minuti, svuotato di tutto il suo contenuto nella notte il bancomat della filiale della Cassa di Risparmio del Veneto di via Agosti a Marino di Piave. Messe fuori uso le telecamere, lo sportello è stato fatto esplodere con il gas. Saturato di acetilene, è saltato in aria svegliando chi abita nelle case più vicine. C'era una macchina rossa parcheggiata qui sotto con il motore acceso e due persone incappucciate e uno di che avevo detto ai carabinieri aveva anche tipo un'ascia per rompere le vetrate, insomma. Ho sentito un botto verso le 3 di mattina e poi dei colpi ripetuti e dopodiché ho guardato cosa c'era, sembrava tipo qualcuno lanciasse dei botti, insomma. Mi sono svegliato, sentendo dei botti e pensavo che fossero dei ragazzi che festeggiavano perché erano parecchi botti, poi ho sentito un botto forte, anzi 2 botti forti. E seguendo ancora dei botti, però non ho fatto caso, ho acceso le lampadine, però poi in un certo momento i botti non ci sono più, non ho sentito né macchine uscire né allarme funzionare, niente. Raccolto il denaro, i ladri sono fuggiti in macchina prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri. Danni alla vetrata e al pannello di legno sulla facciata. Oggi l'istituto di credito è rimasto chiuso. Intorno all'ingresso il nastro bianco e rosso dei carabinieri riaprirà solamente lunedì.